Quarta corsa per sole femmine di 4 anni, sono in 9 al via dopo i ritiri di MVP Electrazil, lo schieramento Engi di Jesolo e Lessar Gad, Elettra Miura TRN e Brezza in prima fila, Enhorabuena Emotion DSE, Elistep, Easter Cave e SVN MTT in seconda. I favori sono per Elessar Gad, Marcello Di Nicola, numero 2 dello schieramento, macchina che accelera con la velocità iniziale di Ebrezza, che in poche battute si lancia in avanti, mentre Elettra Miura è all'esterno e riesce a trovare posto in seconda posizione. Numero 1 Engi di Jesi, squalificato. In terza posizione c'è Elessar Gad. Intanto però Ebrezza va via a buona andatura, dopo i primi 200 in 14,5, continua sulla spinta, mantiene sempre quelle 2 lunghezze di vantaggio. Numero 7 Enhorabuena, squalificato. Il passaggio ai 400, la squalifica per Enhorabuena. Tutte in fine indiano le restanti 7 concorrenti. 600 iniziali, 44,8, continua ad andare via a più che discreta andatura Ebrezza. L'errore intanto improvviso di Elettra Miura TRN, che numero 5 Elettra Miura TRN, squalificato. Elessar Gad si trascina Emotion DSE, avanza decisa Elessar Gad, che passa in vantaggio sul calo totale di Ebrezza, mentre in seconda posizione va subito Emotion DSE. Tra le altre cerca di avanzare Easter Cave ed SVN MTT insieme a Elistep. 400 alla conclusione, in vantaggio c'è Elessar Gad, Emotion DSE in seconda posizione, più indietro c'è Elistep, cavalle che sono a metà della curva conclusiva, con Elessar Gad che entra in vantaggio, Emotion DSE in seconda posizione, più indietro c'è Elistep retta d'arrivo con Elessar Gad in netta evidenza nel finale. Elessar Gad viene a concludere vittoriosa, secondo posto per Emotion DSE, al terzo finisce Elistep. 1:15,7 il ragguaglio conclusivo, 31,2 a chiudere, la vittoria facile per Elessar Gad, che al passaggio davanti alle tribune esce all'esterno, al chilometro passa in testa e poi non si lascia più avvicinare da Emotion DSE, che comunque conferma i progressi dell'ultima uscita. Al terzo finisce Elistep, la vittoria per la favorita Elessar Gad e Marcello Di Nicola. In salchi e al training per conto della signora Elvina Minnoni.